Per il comune di Treviso il decoro inizia anche uniformando le strutture e i colori di banchetti, bancherelle, casette e gazebo. L'idea, fortemente voluta dal vice sindaco e assessore alle attività produttive Andrea De Checchi, è stata approvata dalla giunta comunale. Dalle prossime feste natalizie partirà la sperimentazione. Chi vorrà stazionare dovrà rispettare le nuove regole. In questo modo tutte le tende saranno solo di due colori. Stessa cosa per i fiocchi e i nastri nelle casette di legno, solo di rosso, oro e verde scuro. Quindi per i gazebi i colori sono bianchi e le cru, per le bancarelle e le casette natalizie devono essere in legno e addobbate con stile natalizio o con lo stile del periodo in cui vengono a rappresentare o a vendere qualcosa in città di Treviso. I commercianti sono contenti? I commercianti, io mi auguro che siano contenti, perché nella riqualificazione complessiva della città è importante mantenere un certo decoro. Come è importante che tutti coloro che vengono temporaneamente a vendere o a proporre a qualcosa da Treviso non lo facciano in concorrenza col nostro commercio, quindi sia bancarelle sia mercatini, ma rispettando la tipicità dei nostri negozianti e dei nostri commercianti. Vedremo in futuro come gli ambulanti prenderanno l'iniziativa. Nessun allarme comunque per gli operatori che hanno necessità particolari, aggiunge De Checchi. Le eventuali esigenze verranno valutate interpellando l'amministrazione.